Io vi porgo il benvenuto a nome dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, anche se qui c'è il suo presidente che gentilmente ha voluto essere presente, ma quindi faccio io comunque questo benvenuto. Questi sono incontri che l'Istituto Veneto organizza, in genere sono promossi perché è coinvolto qualche socio che ha svolto delle attività di ricerca. In questo caso è il professor Trivellato, che è un nostro socio effettivo dell'area delle scienze morali, e noi cerchiamo così di presentare i risultati di queste ricerche anche quando, e in questo caso in particolare, hanno poi un impatto e un valore sociale che noi riteniamo particolarmente importante. E questa sera appunto si tratta di discutere su un libro che è stato scritto da Ugo Trivellato, ma anche da Alberto Martini, che mi sembra che sia all'estero adesso. Sì, non c'è, sì. È all'estero e tra oggi e dopodomani dovrebbe nascere sua figlia. Ecco, quindi ha tutte le ragioni per non poter venire. Il professor Trivellato, come sapete, insegna all'Università di Padova e questo libro è un'espressione di risultati di un lavoro di ricerca che è stato sostenuto dal Consiglio italiano per le scienze sociali sulla valutazione della spesa pubblica, un problema molto rilevante e molto importante. Adesso sentiremo poi da Ugo Trivellato, che ci presenterà i tratti principali di questo volume, di che tipo di valutazione in particolare si tratta, e poi ci sono alcune persone qui che sono state chiamate a leggere con particolare attenzione il libro e a riflettere su questo volume, e ve le presento brevemente, anche se non hanno nessun bisogno di presentazione. Io dirò qualche parola subito dopo la presentazione di Ugo, diciamo dal punto di vista di un economista. Poi c'è qui il dottor Sergio Rizzo, che naturalmente tutti conoscono per i suoi articoli e inchieste che noi possiamo leggere sul Corriere della Sera su argomenti che hanno molto a che fare con il tema del libro. E infine il senatore Tiziano Treu, che essendo una persona che anche come professore di diritto del lavoro si è occupato di fatto di problemi, come senatore per forza deve valutarsi di valutazione della spesa pubblica, ma come studioso di diritto del lavoro si è occupato in particolare di temi che in questo libro, come sentirete, sono portati ad esempio di problemi di valutazione dell'efficacia delle politiche pubbliche. E mi pare quindi che da questi interventi poi potremo eventualmente avere anche un po' di dibattito. Ma la prima cosa che penso sia utile è quella di avere un po' una presentazione del libro, e quindi io darei subito la parola a Ugo Trivellato, che ha preparato anche delle slide che ci aiuteranno a seguire tutto il contenuto. Grazie. Sì, con la preoccupazione di non essere lungo. Ringrazio per questa opportunità e giustifico e scuso appunto Alberto Martini, che è in sabbatico all'estero, sarebbe potuto e avrebbe volentieri voluto rientrare, ma la data coincide con la data attesa di nascita della figlia e quindi non si è mosso. Il libro poggia sui lavori di una commissione del Consiglio delle Scienze Sociali, come anticipava Ignazio. Questi sono i colleghi che tra il 2008 e il 2009 hanno lavorato con Alberto e noi a riflettere sull'argomento. Partirei dalla domanda del titolo. Sono soldi ben spesi? È una domanda legittima, utile rispetto a ogni utilizzo di risorse pubbliche, ma che cosa significa dipende da quel che intendiamo per bene. E ci sono vari modi. Bene vuol dire correttamente, rispettando regole, vincoli di legge, vuol dire senza sprechi, contenendo i costi, vuol dire per
un obiettivo giusto se l'obiettivo è distributivo a favore di chi ha più bisogno. Noi adottiamo una nozione di bene che è diversa. Cioè, l'interesse è sul fatto che i soldi siano spesi in maniera efficace. E per efficace intendiamo la capacità di una politica pubblica di produrre effetti. Innanzitutto quelli che la politica vorrebbe produrre, quelli desiderati. Ma siccome la politica non si applica a delle cavie inerti, si applica a persone, famiglie, imprese, ad agenti che reagiscono, anche guardare a effetti che potrebbero risultare all'inizio inattesi. Per quali politiche pubbliche? Qui adottiamo una nozione abbastanza circoscritta di politica pubblica. È quella che corrisponde alla nozione che gli inglesi denominano col termine programma. È un intervento che è rivolto a un insieme di destinatari ben definito e ha un obiettivo: causare un cambiamento in condizioni o comportamenti che si ritengono problematici. Non tutta l'azione pubblica risponde a queste caratteristiche. Provvedimenti molto ampi, il decreto cosiddetto Salva Italia e il decreto cosiddetto Cresci Italia, non obbediscono a questa, non rispondono a questa logica, sono al di fuori quindi degli strumenti che noi consideriamo per valutare. Ma c'è una parte importante di politiche pubbliche rilevante che rientra in quest'ambito. E sono grosso modo tutte le politiche settoriali. Esempi molto semplici. Sono spesi bene i finanziamenti alle imprese perché aumentino gli investimenti in ricerca e sviluppo? Sono spesi bene i fondi per le politiche del lavoro o per le politiche di conciliazione? Sono spesi bene i fondi per gli interventi di sperimentazione scolastica, di riforma dei processi educativi e via dicendo. Scusate, sono clamorosamente tornato indietro, anzi andato avanti. Il messaggio del libro lo possiamo riassumere in questo modo. Come affrontare i problemi di valutazione degli effetti di queste politiche usando strumenti che ormai sono consolidati nelle scienze sociali per produrre un'evidenza empirica solida sugli effetti di politiche, sul fatto che siano state efficaci, per migliorarle, in definitiva per aumentare i benefici o ridurre i costi per la società. Quali gli snodi? Uno è di tipo logico, cognitivo. Che strumenti possiamo usare? Quali sono gli strumenti appropriati per valutare le politiche? E uno è di tipo culturale, possiamo dire. Quali sono le condizioni al contorno del discorso, del processo decisionale pubblico, della formazione dell'opinione pubblica, perché si decida di usarli questi strumenti e non li si rifiuti. E il libro racconta, riflette attorno a questi problemi a 3 passi. C'è un primo stadio che è metodologico, ma più semplicemente direi logico, come si misurano gli effetti di politiche. C'è un secondo stadio di ricognizione di buone pratiche su 3 paesi, e c'è un terzo stadio di presentazione e discussione dello stato dell'arte in Italia. Con una preoccupazione che speriamo di aver soddisfatto almeno in parte: il libro vuole essere non un libro per specialisti, vuole essere un libro di divulgazione. Qual è la prima sfida? Quella sugli strumenti, la sfida cognitiva. È una sfida molto generale che va sotto il nome di attribuzione causale. Gli ultimi 40 anni di ricerche in ambito di metodi per le scienze sociali e in economia, in sociologia, hanno registrato passi in avanti enormi su questo fronte, ma per dire qual è il problema, io ho trovato molto istruttive 4 righe di un libro di un romanziere inglese che vive in Italia, Tim Parks. Nei primi, scrive riandando alla sua giovinezza, nei primi anni 60 il nostro medico di famiglia a Blackpool si chiamava dottor Pigott. Se avevi il morbillo o la varicella o la bronchite, ti prescriveva una medicina e guarivi. Se guarivi grazie alla medicina, era un'altra storia. Allora, se al posto di medicina
mettiamo politica pubblica, questo è l'interrogativo che abbiamo davanti. Cambiano le cose, ma cambiano in conseguenza della politica? I miglioramenti che registriamo sono tutti attribuibili alla politica? I peggioramenti che registriamo sarebbero stati ancora più gravi in assenza della politica o sono in parte dovuti alla politica? Quindi la domanda è molto semplice. La risposta va sotto un nome complicato, che è analisi controfattuale, ma la risposta logicamente è altrettanto semplice. L'effetto di un intervento non è la differenza fra il dopo e il prima. Il fatto che un qualcosa succeda dopo qualcos'altro non vuol dire che quel qualcos'altro è stata la causa del cambiamento. Non vuol dire necessariamente questo. In generale è falso. E l'effetto di una politica, di un intervento, è definito come la differenza tra quanto osserviamo dopo che c'è stato l'intervento e quanto avremmo osservato sugli stessi destinatari dell'intervento se questo non ci fosse stato. Allora, questo, mentre il primo termine del confronto, quello che osserviamo dopo l'intervento sui beneficiari, è osservabile, il secondo termine è per definizione non osservabile. Cosa sarebbe successo a un trattato da una politica del lavoro se non lo fosse stato? Non lo possiamo osservare. E la sfida quindi è ricostruire in maniera credibile il controfattuale per poterlo confrontare con quello che osserviamo dopo l'intervento e per differenza trarne la misura dell'effetto. Io tornerò fra poco su questo argomento, ma c'è un'altra sfida che si pone, quella che chiamiamo culturale, politico-culturale, che è specifica dei vari paesi, dei vari contesti. I decisori, i portatori di interessi, la stampa, la società hanno la volontà di imparare se le politiche pubbliche funzionano, si pongono la domanda, sono cioè interessati a un processo decisionale democratico basato sull'evidenza, sui fatti. Vari fattori concorrono qui, ho scritto tre etichette pericolose. Occorre senso civico, una società in cui le persone si pongano interrogativi di questo tipo. Occorrono classi dirigenti, per dirla con Padoa-Schioppa, che abbiano la veduta lunga, che non siano interessate solo alla prossima tornata elettorale. Ce n'è sempre una dietro l'angolo, tra l'altro. Occorre un assetto delle istituzioni che risponda a una logica di controlli e contrappesi in cui ogni istituzione debba rendere conto a un'altra, sia chiamata a rispondere. E alla fine tutto questo confluisce nel fatto che ci sono decisori, attori sociali che esprimono una domanda vera di valutazione, di apprendimento. Se questa domanda c'è, se questa domanda si esprime sin dall'inizio, in modo che nel momento stesso in cui attuiamo la politica, mettiamo in atto gli strumenti per imparare su come funzioni, se questa domanda vuole delle risposte robuste, allora qual è la soluzione? C'è una soluzione astrattamente ideale che ha una lunga storia, almeno 70-80 anni di storia sistematica e qualche centinaio d'anni come avvio nella storia della scienza, ed è l'esperimento casualizzato, randomizzato, no? Non sappiamo se un intervento sarà efficace, prendiamo un insieme di soggetti, lo dividiamo casualmente in due gruppi, a un gruppo lo sottoponiamo all'intervento, un altro no, la differenza fra questi due gruppi ci dice il risultato, perché i due gruppi sono equivalenti, l'unica cosa che li differenzia è che un gruppo riceve l'intervento e l'altro no. La ricerca biomedica, la ricerca medica in particolare, ha una lunga storia al riguardo. Ebbene, questa stessa logica comincia a essere impiegata anche per interventi economici e sociali, ma è difficile porla in essere in ambito economico-sociale per una serie di ragioni giuridiche, etiche, di consenso, e quando la si realizza spesso incontra notevoli limiti, proprio perché i soggetti che trattiamo non sono cavie, reagiscono.
rifiutano l'intervento o rifiutano di essere messi nel gruppo che non ha il trattamento, cercano di catturarlo in un qualche modo. Quindi l'integrità del disegno sperimentale rischia di essere minata. Ma quando l'esperimento non è possibile perché o perché non si può fare o perché si decide di non fare un esperimento, non si è in un cul-de-sac. Gli ultimi 40 anni ci forniscono un apparato di metodi non sperimentali cosiddetti che cercano di mimare ex post quello che accadrebbe se potessimo ex ante disegnare un esperimento. Il valutatore non può manipolare sui soggetti, non può decidere tu hai la politica del lavoro, tu non ce l'hai, tu hai la politica educativa, tu non ce l'hai. Osserva ciò che succede, ma cerca ex post di ricondursi a una condizione in cui i due gruppi, gli esposti alla politica e i non esposti, sono equivalenti rispetto a tutti i fattori rilevanti, salvo il fatto appunto che alcuni sono esposti e altri no. Su questa base, muovendo da questa logica, rivisitiamo 3 storie. L'uso di esperimenti in senso proprio nel sistema di istruzione statunitense, dove sono un pilastro delle riforme educative, e qui l'obiezione potrebbe essere, gli Stati Uniti sono un altro mondo. Poi visitiamo invece un mondo molto vicino al nostro. L'esperienza tedesca delle riforme sulle politiche del lavoro e sugli ammortizzatori sociali, una riforma avviata attorno al 2005. La Germania aveva una pesantissima spesa pubblica inefficiente nel settore, aveva recuperato, integrato la Germania dell'Est, unificato, ma aveva costi enormi, politiche non efficaci, ha deciso di riformarle in modo sistematico e di valutarle nella logica che vi ho detto in modo sistematico, con risultati che non sono tutto oro colato, ma notevolissimi. Una contrazione della spesa per politiche del lavoro di 1/3, da 22 miliardi di euro l'anno a 15 miliardi di euro l'anno, con risultati notevoli in termini di riduzione della disoccupazione, aumento dell'occupazione e di crescita media dei salari. E poi guardiamo un'esperienza innovativa ma più circoscritta in Francia. E poi veniamo alla situazione italiana. E percorriamo 15 anni di riflessione sull'argomento a partire dalla Commissione Onofri del 97 in un contesto politico-culturale molto promettente, avanzamenti, arretramenti. Guardiamo in particolare a 2 settori, le politiche scolastiche e le politiche del lavoro, e alla fine cerchiamo di tirarne un bilancio. E il bilancio è quanto è pieno e quanto è vuoto il bicchiere. L'impressione è che siamo molto vicini al bicchiere che voi vedete alla vostra sinistra. Qualcosina c'è sul fondo del bicchiere, ma abbastanza poco. E soprattutto, guardando al confronto con esperienze vicine a noi, Germania e Francia, non solo il livello nell'uso di questi strumenti è basso, ma il ritardo tende a crescere, il divario tende a crescere, non convergiamo, divergiamo. Questa è la preoccupazione più forte, il ritardo più forte che registriamo. Le cause, ci sono cause, chiamiamole meglio sintomi, ne individuiamo 2 nel libro. Una sorta di presunzione di efficacia nel disegnare, nello stabilire le politiche, no? La tendenza dei decisori a presumere che tra la norma che prevede un intervento e la sua realizzazione vi è una corrispondenza ovvia, quasi obbligata. Non c'è attenzione a monitorare come viene realizzata la politica. Guardate, quasi tutte le politiche stabilite ad esempio a livello nazionale non sono realizzate a livello nazionale. Una politica scolastica è realizzata dai presidi degli insegnanti, una politica del lavoro è realizzata dai centri per l'impiego. Ci sono strati di attori prima di arrivare agli operatori finali, e quindi è quel che conta è la politica realizzata, non la politica scritta nella norma. La politica scritta nella norma assomiglia a una grida di manzoniana memoria in molti casi. Allora, e c'è questa disattenzione al processo di realizzazione e conseguentemente anche alla misurazione dei risultati. E poi manca una genuina domanda di valutazione, non la esprime il decisore,
ma non la esprimono neanche altri attori rilevanti. Non lo esprimono forze di opposizione in Parlamento, non lo esprime la stampa, non lo esprimono gruppi sociali che hanno voce. Ci sono cause profonde su questo. Noi su questo fronte siamo molto cauti, delineiamo un filo di Arianna di possibili sentieri di spiegazione e non ci inoltriamo nei sentieri. Però crediamo di doverne in qualche modo tenere conto perché cambiare è difficile. E queste cause, questi tre sentieri segnalano due aspetti, interagiscono tra loro e hanno una forte persistenza. Qua è successo qualcosa che non capisco cosa sia. La prima è un fattore culturale, c'è una tradizione idealistica una cultura idealistica rispetto a una cultura realistico-empirica che pesa moltissimo, C'è un basso senso civico, una bassa partecipazione critica dei cittadini e c'è un sistema di istituzioni non ben disegnato, che non induce ogni istituzione a rendere conto ad altre di quel che fa. La conclusione di questo rapidissimo scorcio è che non possiamo ignorare condizionamenti e queste lezioni. Alle volte il vocabolario aiuta a capire molte cose, no? A noi pare. Gli inglesi hanno due parole diverse per politics e policies. Noi abbiamo una parola sola. I francesi hanno un aggettivo, parlano di politique politicienne e di politiche. Noi mescoliamo tutto. Il nostro interesse è le politiche pubbliche nel senso che ho detto. Queste si fa fatica a portarle fuori da un dibattito sulle politiche come opzioni di schieramento o qualcosa di simile. Questi caratteri vanno tenuti in conto per non illudersi. E il primo insegnamento la prima morale che traiamo è che bisogna abbandonare la via normativa alla valutazione, perché anche sulla valutazione il legislatore ha partorito leggi in Italia dalla metà degli anni 90 in poi. Esiste una legge e esistono organismi per l'analisi di impatto della regolazione ex ante, esiste una legge e organismi per la valutazione di impatto della regolazione di tutte le norme che ex post. Esiste un comitato, una commissione indipendente non so mai l'acronimo, per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, che ha partorito qualche centinaio di indicatori che non fanno capire niente. Ci sono degli organismi interni di valutazione in ogni amministrazione pubblica, in ogni ospedale, E quello che accade è la produzione di carta a mezzo di carta. Quindi il primo messaggio è: abbandoniamo l'idea che impariamo a fare valutazione facendo norme sulla valutazione. Quindi cambiare è difficile, pensiamo che non sia impossibile, non c'è un destino ineluttabile, non solo l'esperienza di altri paesi, in alcune fasi storiche anche l'esperienza del nostro. Noi speriamo che questa fase storica, spero io almeno, questa proprio questi mesi segni una opportunità di cambiamento da non perdere. Cambiare è possibile. E allora, rapidissimamente per chiudere, l'orizzonte verso la politica basata sull'evidenza, che è una cosa molto più ampia che la valutazione di politica. Include il monitoraggio, include una riflessione delle condizioni al contorno. La strada, invece di legiferare, provare a fare seriamente valutazione. E qui noi chiudiamo l'ultima parte del libro con 9 raccomandazioni per aprire il dibattito, quindi molto problematiche. L'obiettivo è creare condizioni che favoriscano la domanda e l'utilizzazione dei risultati di valutazioni come input per il dibattito pubblico e le decisioni. E articoliamo le raccomandazioni ragionando su 2 fronti. Le condizioni dal lato dell'offerta, cioè il crescere nella società di un insieme di
conoscenze, competenze, capacità nelle università, negli istituti di ricerca, nello stesso mercato della consulenza, se cresce in qualità, perché ci sia una buona offerta di valutatori. E i meccanismi utili per innescare la domanda di valutazione dal lato dei decisori e dei gruppi sociali. E poi riflettiamo sull'interazione che ci può essere fra domanda e offerta, fra i due fronti e i diversi attori. Io non mi fermo su questo se non con due esempi, uno sul lato dell'offerta e uno sul lato della domanda. Sul lato dell'offerta, la valutazione si nutre di dati micro, dobbiamo avere dati adeguati sui percorsi dei singoli soggetti destinatari alla politica, prima dell'attuazione della politica, durante e dopo. Anche in Italia ci sono sempre più basi di dati micro, ma queste basi di dati non sono né integrate né accessibili ai valutatori. Abbiamo una normativa sulla privacy per la ricerca inutilmente restrittiva, che penalizza di molto, non solo su questo fronte, ma più in generale sul fronte della ricerca di comportamenti sociali ed economici a livello micro. Quindi il messaggio è migliorare la qualità e l'integrazione dei dati e definire regole aperte di accesso ai microdati, in particolare a quelli usati per le valutazioni. Questa è un'importante conseguenza, che lo studio di valutazione non diventa più, come dire, una riserva di caccia di chi si è costruito o ha catturato i dati. Diventa replicabile per ogni studioso capace. Questo favorisce l'apprendimento cumulativo e seleziona gli studiosi capaci e onesti, perché ogni studioso che fa valutazione è esposto alla concorrenza, sappiamo. Ci può essere un altro studioso che su questi stessi dati può replicare lo studio, validarlo o falsificarlo. Sul fronte della domanda, mi fermo solo su questo punto, che si collega alla riflessione che c'è oggi anche con la spending review, con la preoccupazione di contenere la spesa. Riqualificare la spesa vuol dire imparare anche a spendere meglio, non semplicemente a spendere meno. È spendendo meglio che si spende. Dobbiamo ritrovare la capacità di stabilire una connessione fra input e risultati. E la valutazione degli effetti può contribuire molto a affrontare questa sfida in maniera circoscritta ma significativa, individuando che cosa non serve davvero e va tagliato, e rivelando per chi la politica funziona. La politica non sempre, anzi raramente ha lo stesso effetto per tutti i destinatari. Spesso funziona bene per alcuni gruppi, un po' meno per altri, un po' meno per altri ancora. E la logica del mirare bene la politica, del targeting, è una delle logiche essenziali per disegnarle meglio. Salto vengo a due conclusioni che sono scritte in filigrana nel libro, insomma, ma che riguardano in particolare il compito di chi nella sua professione concorre a formare l'opinione pubblica, quindi i ricercatori, gli intellettuali, e chi nella sua professione concorre a formare l'opinione pubblica, cioè la stampa. E il primo messaggio è dire la verità al potere. E qui quello che torna utile è una vecchia favola che ciascuno di noi ha sentito raccontare da bambino e forse adesso racconta da genitore o da nonno. Occorre il bambino per dire, dopo che l'imperatore sfila nudo, perché hanno chiamato il grande sarto per fargli i vestiti più belli, che l'imperatore è nudo, i vestiti nuovi dell'imperatore non esistono. E questo è una cosa che bisogna che cominciamo a fare. Io credo che, do solo un esempio, la megalomania cognitiva che c'è nei bandi di gara che fanno regioni, province, comuni e ministeri sulla valutazione. Questo è. Ho preso un bando che può essere sufficientemente anonimo. Valutazione strategica focalizzata sugli effetti del programma di sostegno alla cooperazione regionale nel Mediterraneo e nei Balcani in termini di accrescimento delle competenze, delle capacità istituzionali delle regioni italiane in termini relazionali, di governance, di innovazione, coerentemente con i nuovi strumenti europei di cooperazione. Chiaramente questa è una caterva di parole invalutabile.
su questa si esercitano i vincitori dei bandi producendo caterve di pagine inutili. L'altro messaggio è che la sfida è importante, occorre realismo e occorre lungimiranza, e qui prendo, forzandolo un po', il titolo di un bel libro di un economista americano, Passioni dentro la ragione. Il modo di rapportarsi deve essere questo, e cito il passo di un rapporto preparato per la Commissione europea, che leggete, in cui si sottolinea l'importanza di uno sforzo lungimirante, perché deve creare lo slancio tecnico, amministrativo, politico, affinché il metodo della valutazione di impatto sia introdotto come fonte importante di informazione, essere misurato, perché questa capacità richiede tempo, senza aspettative di bacchette magiche, e invece costruendo pian pianino le condizioni per l'innovazione. Non è per piaggeria, perché il rapporto è del 2009, ma un membro del gruppo di lavoro col quale abbiamo interagito, che vi presentiamo all'inizio, che ho presentato all'inizio, è Fabrizio Barca, che adesso è Ministro per la coesione territoriale, mi pare. Grazie. Grazie Ugo, è stata una presentazione molto esauriente. Io comincio con un intervento molto breve che riflette la mia sensazione dopo aver letto questo libro. Comincio col riprendere il tema dell'ambito del libro. È importante rendersi ben conto che il libro parla di valutare l'efficacia delle politiche. Ora, quando si parla di valutazione delle politiche pubbliche, l'orizzonte di solito può essere anche più ampio, anzi lo è, perché ci sono valutazioni che si fanno per vedere se è opportuno introdurre una certa politica pubblica, un certo intervento, che potremmo chiamare valutazioni ex ante. Sono essenzialmente un'applicazione dell'analisi benefici-costi, cioè si tratta di vedere se quando si fa un intervento i benefici sono maggiori o minori dei costi, e se sì, sono maggiori si fa e se no no. E tra l'altro la citazione che tu facevi di Frank alla fine, secondo me, si riferisce a questo tipo di interventi, perché è di valutazione di impatto, per esempio la valutazione di impatto ambientale o le valutazioni su un nuovo intervento per intervenire su una zona sono di questo tipo. Ecco, questo libro non parla di questo tipo di valutazioni, parla di una valutazione in senso molto più specifico, cioè le valutazioni che possiamo chiamare ex post, cioè si definiscono degli effetti che si volevano da una certa politica e poi si va a vedere se quella politica è stata in grado di raggiungere, diciamo in modo efficace appunto, quei risultati. E non è che questo tipo di valutazioni ex post non possano essere utilizzate per politiche future, però l'utilizzazione indiretta, per esempio, se la valutazione di una politica sul lavoro che si è sottoposta a valutazione è stata buona, si può o continuare a usarla oppure anche cercare di replicarla in altri casi, però tenendo conto di una cosa che viene fuori molto bene da questo libro, cioè che ci deve essere un minimo di omogeneità di contesto, che non ci possono essere troppe differenze. Quello che però è importante è che gli strumenti che si usano con questo tipo di valutazioni sono diversi per natura del processo stesso, anche se c'è in fondo qui una somiglianza nella classificazione dei metodi. Il libro ha sostanzialmente 3 parti, c'è una lunga parte iniziale di metodi, poi c'è una parte di valutazione di alcune esperienze, anzi sono 4, poi c'è una parte del perché l'Italia le cose non vanno bene, come ci ha detto Ugo, e poi alla fine ci sono le raccomandazioni. Ora, sul piano del metodo, intanto è importante quello che viene fuori da qui, che non tutte le politiche si prestano a una valutazione di efficacia, cioè non è una cosa che si possa, perché possa avere senso una valutazione di efficacia,
l'intervento deve essere mirato a una popolazione ben definita, altrimenti è difficile fare le valutazioni. E infatti gli esempi che loro portano sono di questo tipo, non so, per esempio il sostegno alla ricerca del lavoro, l'assistenza domiciliare agli anziani, la patente a punti. Sono specifiche politiche molto mirate e quindi la cui efficienza è valutabile. In sostanza cosa si deve fare? Si fa un'analisi di tipo controfattuale, si dice in gergo, cioè si verificano le situazioni che sono state determinate da una certa politica con situazioni che invece si verificherebbero senza quella politica. Naturalmente qui c'è una difficoltà, perché bisogna capire se il risultato osservato è veramente, c'è un esempio che parli del medico che guarisce, no? Se veramente il risultato osservato è conseguenza di quella politica, perché potrebbe derivare non da quella politica ma da altre, va bene? O potrebbe derivare, sarebbe potuto determinare comunque, quindi l'abilità di chi fa valutazione è molto cruciale sotto questo profilo. Bisogna ridurre al minimo questa eventualità di confusione in fondo nell'analisi. Ecco, una analogia che c'è tra i metodi di valutazione ex ante e i metodi di valutazione ex post è quella che riguarda la classificazione dei metodi, su cui è molto interessante quello che viene fuori da qui. Ci sono quelli che chiamerei, magari usando non so se la metodologia, la definizione che usate voi non mi pare, metodi, chiamiamoli diretti, quelli che Ugo prima nella slide diceva sono metodi basati sulla sperimentazione, cioè si va a vedere gli effetti di una politica andando a fare un'analisi su campioni di persone che vengono aggregati in gruppi, per esempio c'è un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo, e si va a vedere così in modo sperimentale l'effetto. Ci sono quelli che io chiamerei metodi indiretti, che sono invece basati su una classificazione e trattazione statistica di dati raccolti. Ora è evidente che il primo metodo è molto più costoso, perché almeno io credo che l'esperienza, almeno per la valutazione ex ante, so io un po' più di familiarità, è molto più costoso. Prendiamo per esempio uno degli esempi presentati con le esperienze estere, quello sul mercato del lavoro. Ci sono due casi, quello tedesco e quello francese. Se ho capito bene, nell'esperienza tedesca non si è fatto uso del metodo sperimentale, mentre nell'efficienza francese sì. Allora è molto interessante vedere cosa è venuto fuori, perché voi siete pieni di lodi sul risultato della Germania, poi magari qui Tiziano avrà molto da dire, io corro un po'. Perché lì si è visto, soprattutto nell'uso, nella valutazione degli interventi attivi di sostegno alla ricerca del lavoro, si sono visti risultati concreti. Quando venite alla valutazione dell'esperimento francese, dove invece è molto ambizioso perché pretende di fare uso molto raffinato di questi strumenti di sperimentazione, noi assistiamo di fatto, almeno io non so poi se stia andando avanti, se le cose stiano... Francamente i risultati non sono particolarmente entusiasmanti e voi stessi fate una grande lode sì anche all'esperimento francese, ma non per i risultati che ha ottenuto, ma perché quella è una prova che finalmente anche i francesi sono convinti che bisogna fare la valutazione dell'efficacia delle politiche pubbliche. Qual è la conclusione di questa considerazione? La conclusione è che queste valutazioni portano via tempo e soldi, cioè sono impegni non da poco, e questo mi porta a qualche riflessione sulla parte del libro che riguarda l'Italia. Non c'è dubbio che c'è un ritardo italiano nell'impostare adeguate valutazioni sull'efficacia, io aggiungerei che c'è un grande ritardo anche nel fare le valutazioni sull'efficienza, cioè le valutazioni ex ante, e naturalmente al primo posto noi mettiamo sempre la riluttanza di quelli che chiamiamo i policy maker nell'accettare di tener conto di valutazioni indipendenti. Io però vorrei osservare che c'è anche una più generale riluttanza di cui bisogna tener conto dei gruppi sociali che rappresentano interessi costituiti che possono venire colpiti dalle procedure di valutazione.
E questo va bene sia sulle valutazioni di efficacia sia su quelle di efficienza. Voi citate a un certo punto il programma cosiddetto PISA, Program for International Students Assessment of International Association, per la valutazione dell'educazione, e poi l'altro, l'Invalsi, l'Istituto Nazionale. Ora, voi vi ricorderete tutte le proteste che sono venute per aver introdotto questo tipo di strumento da parte di chi? Degli studenti e delle famiglie, degli insegnanti. Naturalmente c'è qualcosa che funziona, non è che non funzioni niente. Per esempio, voi citate nel libro gli interessanti lavori che sono stati fatti da alcuni autori come Barbieri, Naticchione, in cui si valuta di fatto gli effetti deludenti che hanno in Italia le politiche di offerta di servizi offerti per l'impiego del lavoro, un punto che oggi è importantissimo perché, come voi sapete, una delle proposte che si fanno sulla riforma del mercato del lavoro fa molta leva sui servizi che devono essere offerti per mantenere la possibilità dei lavoratori che lasciano un posto di essere impegnati in un altro posto. Però proprio qui, quello è un altro esempio in cui non credo che quando si fanno per esempio i confronti col caso danese, la prima cosa che si dice, e non solo dai politici ma anche da chi può essere oggetto della valutazione, è che quello è un caso diverso. Questa è la prima cosa che si dice. Vabbè, può darsi che sia diverso, ma lo andiamo a vedere quanto è diverso, se possiamo veramente applicare, perché se cominciamo a dire il sì ma, cioè sì, facciamo la valutazione, però quello è un caso diverso, se io devo farla facendo un confronto con un altro caso, allora probabilmente le cose non funzionano. Allora, questo in fondo, due considerazioni sulle raccomandazioni. È evidente che uno quando legge il vostro capitolo finale sulle raccomandazioni, con tutta la buona volontà di mantenersi su un discorso metodologico generale, non può non puoi guardare i fatti immediati, le urgenze immediate. E come del resto Ugo diceva prima, il problema è legato oggi al modo di affrontare la crisi della finanza pubblica, cioè spendere meno e spendere meglio, le scarse risorse a disposizione, quindi c'è questo famoso problema della spending review. Qui c'è un problema, perché la spending review non può durare i tempi per questi tipi di indagini, perché è una cosa che richiede poco tempo, poche settimane. Già ho visto che il Presidente del Consiglio ha detto richiederà settimane, forse qualche mese, il che già vuol dire che è complicato. Allora, naturalmente non possiamo aspettare per fare la spending review che vengano attuati processi troppo sofisticati di valutazione, il che naturalmente non vuol dire che non ci si deve attrezzare per farli. E sulle raccomandazioni che Ugo ha detto a questo proposito mi permetto di focalizzare su due. Una è l'assoluta necessità di provvedere a un aumento del capitale, forse tre, un aumento del capitale umano che viene dedicato alla valutazione. La seconda riguarda la necessità di rendere l'opinione pubblica più consapevole dell'opportunità di valutazioni che siano garantite come effettivamente indipendenti. E la terza riguarda le norme. Sulla prima credo che, per esempio, visto che qua siamo anche universitari, per esempio all'Istituto Veneto moltissimi miei soci sono universitari, è chiaro che l'università potrebbe fare molto per contribuire a creare un capitale umano in queste cose. Tutto sommato io direi che alcune esperienze che sono state fatte nell'università non le butterei proprio via. Quella dei nuclei di valutazione non è proprio un'esperienza, se è fatta bene, non è un'esperienza da gettare, è un'esperienza casomai da migliorare, da far meglio. È vero che ce ne sono tantissimi, uno per ogni università, però insomma se la si migliora, se la si rende, se si fa in modo che questi partecipanti ai nuclei siano effettivamente espressione non solo di interessi costituiti, ma magari chiamarli un po' da fuori, eccetera. La cosa, però l'università è anche un esempio proprio delle cose che dicevo prima. Guardate quanta difficoltà c'è a far partire sta benedetta ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione delle Università. E mica perché i politici, ma siamo noi che abbiamo le resistenze.
sono i professori che cominciano a dire ma qui, ma là, ma qui. E questo è purtroppo un problema, insomma. E sulle iniziative, sulla giungla di iniziative, è chiaro che bisogna progettare una struttura funzionante per fare queste valutazioni, e qui forse sarebbe il caso di fare una valutazione ex ante su come si fa questa procedura, perché anche là, invece di inventarsene 50, cerchiamo di vedere, io non so se si deve fare l'ennesima agenzia, forse no, perché ce ne sono tante, però almeno applicare essere coerenti, insomma, applichiamo coerentemente la procedura di vedere quali sono i benefici e i costi di diverse procedure di valutazione, e poi cerchiamo di mettere in piedi una normativa che risponda a queste esigenze. Ecco, queste sono alcune considerazioni che mi sono venute in mente leggendo il libro e che offro così a Ugo e poi eventualmente al dibattito. E adesso sentiamo invece le valutazioni di Sergio Rizzo. Sì, ma io faccio delle valutazioni non tecniche, perché non essendo un esperto né un accademico, diciamo così, non mi azzardo minimamente a esprimere giudizi sulle valutazioni tecniche che ci sono contenute in questo libro. Devo dire magnifico, perché solleva un problema che è un problema mica da ridere, no? Io non so se la ragione per cui in Italia la cultura della valutazione non è così, non c'è di fatto, no? Non risieda nell'esistenza di un profondo conflitto di interessi, per esempio, no? Che è un po' quello che ha menomato fin dall'inizio le nostre agenzie indipendenti, le nostre autorità indipendenti. Basta pensare che ormai, diciamo, il personale che più frequentemente viene chiamato a ricoprire questi incarichi fa parte della magistratura amministrativa, che è quella che giudica i ricorsi sulle stesse autorità indipendenti. Quindi è un conflitto mostruoso sul quale nessuno è riuscito a intervenire. Abbiamo citato l'Invalsi. L'Invalsi è proprio uno dei casi classici, no? Io mi ricordo di aver letto nel libro bianco sulla scuola, che venne fatto nel 2007, se non sbaglio, 2007-2008, governo Prodi, che uno dei problemi più grandi della scuola italiana è proprio il mancato funzionamento dell'Invalsi, e diceva che sarebbe stato necessario avere un istituto di valutazione dotato di 200 milioni di euro di stanziamento e di almeno 400 persone, mentre invece l'Invalsi aveva all'epoca, non so adesso com'è la situazione, ma aveva una dotazione di 6 milioni di euro, mi pare, e 48 persone esperti a tempo determinato, cioè non c'era fondamentalmente, e quindi operava una difficoltà mostruosa, considerando pure che gran parte di questi soldi venivano utilizzati per pagare l'affitto della sede a Frascati, una sede meravigliosa, no? Che però il caso dell'Invalsi, a parte il fatto che so che ormai sia stato scelto un acronimo così diciamo, mortificante per un istituto che deve occuparsi di valutare, no? Quindi in qualche modo di stimolare la crescita della scuola, no? Invalsi. Un caso secondo me molto significativo di come noi abbiamo approcciato la cultura della valutazione. Un secondo caso è quello della Civit. Il caso della Civit è un caso meraviglioso. Costituita nel 2009, ha perso due dei suoi componenti nel giro di un anno, no? Uno di questi credo se ne sia andato perché aveva scritto una lettera molto pesante in cui spiegava che questa commissione in realtà non funzionava per nulla, di fatto fortemente depotenziata rispetto a come era stata immaginata fin dall'inizio, ed è diventata una specie di roba dove diciamo, candidata a essere un nuovo cimitero degli elefanti, insomma, da quello che si è capito, perlomeno leggendo quello che non ha fino adesso fatto. La verità è che noi, cioè, poi si potrà dissertare a lungo sulle ragioni per cui gli italiani sono così sciatti, no? Rispetto a questa
cultura della valutazione. Certo è, per esempio, che noi, ma si vede, diciamo, si vede benissimo come funziona la spesa pubblica in alcuni suoi capitoli importanti, che sarebbe sufficiente l'evidenza, no, che prima è stata ricordata da Trivellato, cioè alle volte, diciamo, più che il procedimento scientifico nella valutazione degli effetti di un determinato, diciamo, intervento di spesa pubblica, basta vedere quello che produce. No, sugli incentivi alle imprese, per esempio. Gli incentivi alle imprese sono una follia, perché ma questo lo sanno tutti, hanno determinato un meccanismo per cui le imprese spendono molti più soldi, in alcuni casi, per attrezzarsi lobbisticamente, per portare a casa gli incentivi pubblici, mentre invece quei soldi potrebbero essere meglio utilizzati per, che so, per la ricerca, per l'innovazione, per sviluppare l'attività e crescere sul piano concorrenziale. La stessa cosa, l'università, no? L'università, diciamo, ha delle grandissime responsabilità da questo punto di vista, perché l'università è quella che poi dovrebbe forse, diciamo, produrre il ceto anche intellettuale che in qualche modo diventa il terreno di cultura delle politiche della valutazione. Ma fino adesso però, diciamo, il caso Hamburg è una testimonianza materiale di come anche la stessa università abbia delle difficoltà enormi ad affrontare questo capitolo. Poi ci sono, insomma, alcuni casi che fanno capire quanto, diciamo, quanto la filosofia della valutazione e dell'efficienza nel campo della ricerca sia una cosa assolutamente distante dalla realtà. Non so, io ricordo come nacque l'Italian Institute of Technology, no? Vi ricordate? Quello è stata una cosa che è stata messa in piedi 10 anni fa con un cospicuo finanziamento pubblico, perché mi pare che fossero 100 milioni l'anno di euro, eccetera, eccetera, in aperto contrasto con tutte le altre strutture di ricerca che già esistevano, il che dimostrava che esisteva una diffidenza di fondo tra il mondo accademico universitario e il mondo, non so, della politica, vogliamo dire, o comunque, diciamo, di una certa parte della politica, che era micidiale, perché non esiste che tu fai un istituto del genere, diciamo, completamente svincolandolo dal mondo universitario e dall'esperienza accademica esistente, no? Perché se no a quel punto decidiamo che chiudiamo il CNR, no? e abbiamo quantomeno risparmiato un po' di soldi. La verità è che spendere meglio e spendere meno, no? Sono due cose che da noi, no? Sono sempre andate, non sono mai andate di pari passo. E io, diciamo, per le cose che so, per le cose, diciamo, che rappresentano la mia esperienza, vedo alcuni fatti, per esempio, che sono assolutamente incredibili. E cito il caso delle regioni, no? Le regioni italiane hanno, che sono, secondo me, all'origine di tutti i problemi che stiamo vivendo noi adesso, no? Questa sconcertante, diciamo, mania federalista che ci è preso ormai da qualche anno a questa parte, che sta producendo dei danni catastrofici. Ebbene, le regioni spendono delle somme importantissime per delle cose assolutamente prive di alcuna utilità e che sono sotto gli occhi di tutti. I consigli regionali, che sono questi 20 piccoli parlamenti che rappresentano una porzione infinitesima della spesa delle nostre regioni, hanno ognuna regole e parametri e costi completamente diversi. Ma io dico, basterebbe semplicemente prendere un parametro, no? E io ho fatto un gioco insieme al Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, ho fatto il conto di quanto costavano i consigli regionali a ogni cittadino in ogni singola regione. Il costo più basso è quello della Lombardia, 7,77 euro pro capite. In Emilia Romagna costano 8 euro, quindi poco di più, ma in Sardegna costa 50 euro. Però il Consiglio regionale della Sardegna non è che funziona meglio di quello della Lombardia, funziona uguale, anzi forse un po' peggio. Allora, se uno applica quel parametro lì a tutte le regioni italiane, risparmia 606 milioni di euro l'anno. No, ma questo non è, ci vuole diciamo una formula
per valutare diciamo, se questa spesa sia giusta o sbagliata, o produttiva o non produttiva, basta semplicemente fare i conti, no? E lo stesso, guardate, lo stesso è tutto l'accanimento con cui ci si sta avventando contro i costi della politica, no? Che genera discussioni folli, se vogliamo, talvolta anche insensate, perché ci stiamo avvitando sugli stipendi, no, dei parlamentari, che sono poi l'aspetto, se vogliamo, più marginale. No, non si tiene conto di altre cose che sono incredibili. Si è deciso di fare la media europea degli stipendi dei parlamentari, che è una cosa sacrosanta ed è un modo, se vogliamo, per valutare empiricamente anche, no, il funzionamento e l'efficacia di una spesa pubblica, perché se funziona così nella media europea non si capisce perché non deve funzionare così del resto anche in Italia. Ecco, però la media europea non viene, diciamo, presa come parametro per il costo complessivo degli organi costituzionali. Cioè, noi abbiamo una Camera dei Deputati che ha 630 parlamentari. La House of Commons, cioè la Camera inglese, ne ha 650, 20 di più, però costa la metà, costa esattamente la metà. No, quindi c'è qualche cosa che evidentemente lì non va, non funziona. Quindi alle volte basta semplicemente l'osservazione per rendersi conto che ci sono delle cose che funzionano o non funzionano nella spesa pubblica. La regione siciliana con i suoi 22.000 dipendenti è un caso che ormai conoscono tutti, no? Ma la regione siciliana ha 22.000 dipendenti con 5 milioni di abitanti. La regione Lombardia, che certo non funziona peggio della regione siciliana, ha 10 milioni di abitanti e 3.500 dipendenti, no? 3.500 sono. A 10 milioni di abitanti. 9 milioni e 950 mila o giù di lì. Siamo da quelle parti là, quasi il doppio degli abitanti della Sicilia. Quindi questo, vuol dire, alla fine è l'osservazione empirica forse che dovrebbe forse indurre la politica a prendere in mano questa situazione e diciamo, occuparsene. Io penso che c'è una colpevolezza profonda da questo punto di vista, perché noi riusciamo anche in questo modo a non valorizzare il capitale umano e aumentare la dispersione di risorse nella spesa pubblica per alcune cose importantissime. Penso per esempio alla formazione professionale. Noi non abbiamo alcun tipo di criterio per valutare che cosa rende la formazione professionale, per la quale spendiamo cifre importantissime. Tiziano Treu penso che lo sappia bene, perché essendo stato il Ministro del Lavoro ha avuto a che fare con questa cosa qua e potrà confermare che nessuno è mai riuscito a risolvere questa grana incredibile, no? Per cui la formazione professionale in Italia serve semplicemente ai formatori, non serve ai lavoratori che perdono il lavoro per essere reintrodotti nel mercato del lavoro. E questo perché? Perché ci sono dei meccanismi tali per cui la spesa pubblica viene concepita come fine a se stessa e non come finalizzata diciamo, a ottenere dei risultati. Faccio un altro caso, la valorizzazione delle risorse umane tra la Germania e l'Italia. Noi abbiamo un sistema industriale che spinge perché i lavoratori a un certo punto, raggiunti i 55 anni, 56 anni, vengono espulsi, no? Allora, quanti prepensionamenti sono stati fatti, piccoli, meno più piccoli, gli scivoli, controscivoli, gli incentivi a lasciare il lavoro prima. Si cerca di espellere il lavoratore prima possibile, quando ha superato i 55 anni, per poterlo rimpiazzare con magari un lavoratore che costa meno, no? Che è più giovane e che magari è meno esperto. In Germania, consci del fatto che comunque bisogna portare i lavoratori fino ai 67 anni, stanno facendo delle esperienze che sono delle esperienze che non si capisce perché noi non applichiamo. La BMW, per esempio, ha fatto dei reparti di problem solving, cioè prende i lavoratori, gli operai più anziani, quelli che comunque devono rimanere a lavorare fino a 60, non so quanti, 5, 4, 7 anni, e li mette in dei reparti che sono dei reparti dove arriva un problema, c'è una portiera che non si riesce a montare bene perché è stato progettato male la cerniera. Allora
viene portata in questi reparti e questi operai si mettono, come dire, ad analizzare il problema e cercano come dire, di risolverlo pragmaticamente. Ed è un modo, secondo me, molto intelligente di affrontare una questione che per noi sarà catastrofica fra qualche anno, perché con l'aumento dell'età di pensionamento, con l'aumento delle aspettative di vita, noi avremo questi problemi qui, non li avremo nel lavoro intellettuale, ma li avremo nel lavoro manuale, e questa sarà una cosa veramente incredibile. Idem nelle infrastrutture. Guardate che questo è un capitolo gigantesco. Noi non abbiamo nessun tipo di criterio di valutazione della spesa per le infrastrutture, o meglio, ci sono tantissimi studi, ci sono addirittura degli studi che calcolano il danno economico che viene arrecato dal non fare, no? Io ho letto una volta un rapporto che dice che noi, per non aver fatto le autostrade, diciamo, per non aver più costruito le autostrade, essendo scivolati nella graduatoria dei paesi infrastrutturati in Europa, abbiamo perso qualche cosa come 120 miliardi di euro. Io ricordo che e uno si domanda, ma per quale motivo, no? Per quale motivo noi dobbiamo buttare via tutti questi soldi, queste energie, queste risorse? Io ho letto una volta un'intervista concessa da Fedele Cova, che è stato il padre dell'Autostrada del Sole, è quello che ha progettato all'epoca la società Autostrade, parliamo fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Lui in questa intervista dice una cosa sconcertante, dice io a un certo punto, perché all'intervistatore che gli chiedeva ma cos'è cambiato in Italia nella politica delle infrastrutture, dice a un certo punto io mi sono accorto che quando si andava a parlare con i politici di queste grandi opere, non gli interessava niente di dove l'opera, a che cosa servisse questa autostrada, gli interessava semplicemente quanto costava. E questa è forse la spiegazione di tutto, la spiegazione del fatto che noi oggi abbiamo delle infrastrutture che non si fanno e quando si fanno costano il triplo che negli altri paesi europei. Il ponte sullo Stretto di Messina è un caso di scuola da questo punto di vista. Ci sono studi che sono costati milioni di euro per capire che cosa il ponte sullo Stretto di Messina avrebbe, diciamo, prodotto come effetti economici positivi. Bene, ciascuno di questi studi dimostrava che il ponte sullo Stretto di Messina era un investimento clamorosamente utile per l'Italia, per il Sud, per l'Europa, in termini di PIL, in termini di occupazione, in termini di facilità dei trasporti, in termini di collegamenti con l'area forse di maggiore sviluppo diciamo di questo quadrante del pianeta che poi è l'Africa, eccetera. Ebbene, l'altro giorno ci hanno fatto le campagne elettorali, no? Si possono scrivere libri, sono stati scritti sul ponte sullo Stretto di Messina. Ebbene, l'altro giorno l'hanno definanziato. Cioè l'altro giorno il ponte sullo Stretto di Messina è stato definanziato, gli hanno tolto i soldi. Quindi da questo punto di vista c'è una contraddizione gigantesca. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire che alla fine purtroppo noi ci portiamo dietro questo malanno, che è un malanno che abbiamo accumulato negli anni ovviamente, e che la politica, come diceva appunto Padoa-Schioppa, no? Non guarda mai oltre il prossimo tornaconto o elettorale oppure il prossimo risultato politico dietro l'angolo. E questo purtroppo aggrava la nostra reputazione ed è una delle ragioni per cui noi probabilmente non faremo le Olimpiadi del 2020, no? Se vogliamo. C'è una storiella molto divertente che l'altro giorno ho rivisto, ha pubblicato qualcuno, che dice che l'inferno, l'inferno è un posto dove i poliziotti il paradiso, scusate, è un posto dove i poliziotti sono inglesi, i cuochi sono francesi, i meccanici tedeschi, gli amanti sono italiani ed è tutto organizzato dagli svizzeri. E l'inferno invece è un posto dove i poliziotti sono tedeschi, i cuochi sono inglesi, i meccanici sono francesi, gli amanti sono svizzeri ed è tutto organizzato dagli italiani. Probabilmente, diciamo, qui
questa storiella molto buffa c'è del vero, no? E forse è la ragione per cui timidamente ci affacciamo a questo problema che è gigantesco, è quello appunto della valutazione di come spendiamo i soldi e di quello che producono, insomma, può trovare delle spiegazioni. Per concludere, io penso che comunque sia qui il nodo, oltre a quello diciamo caratteriale italiano tipico e della politica, della cattiva politica che ci portiamo dietro, è anche un assetto istituzionale che è veramente insomma, abbastanza singolare. Cioè, le regioni non hanno, non hanno reso un buon servizio a questo Paese, insomma, perché io spesso mi domando, sì, c'è una gran polemica sulle province, sono inutili, le chiudiamo, le cancelliamo, eccetera, ma le regioni, ne vogliamo parlare una volta tanto di questa cosa? Vogliamo andare a vedere come funzionano? La formazione professionale, se non funziona, è perché è affidata alle regioni, attenzione, perché in Sicilia ci sono ogni anno 250 o 300 milioni di euro che vengono buttati dalla finestra e la disoccupazione aumenta e il divario aumenta. Quindi io penso che un bel momento bisognerà anche pensare di affrontare questo tema. Grazie. Grazie molte, mi pare che il punto sulla indipendenza delle strutture di valutazione sia centrale, perché si potrebbero fare anche altri esempi oltre a quello. E adesso la politica è anche però lo studioso di problemi che sono affrontati esplicitamente in questo libro. Sì, grazie per questa serata. Devo dire che il libro e la presentazione, il libro qualche parte è difficile, la presentazione l'ha reso più accessibile e molto meritorio, perché incrociano non solo come governare bene la spesa pubblica, no? Che è la cosa più evidente in questo momento, ma in generale come governare, come anche impostare le scelte di rilevanza non minima personale ma sociale, perché ha ragione Ignazio Muso quando dice qui alcuni degli ostacoli che vediamo non hanno a che fare solo con la scarsa trasparenza, la litigiosità della politica, ma si riflettono, si vedono anche nei gruppi sociali che oscurano, fanno cortine fumogene, nascondono gli obiettivi, eccetera. Quindi è un libro che interpella in realtà molto, molto del nostro vivere. E quindi, tra l'altro, se tu riuscissi a farne un pamfletto che poi potesse essere accessibile ai politici in senso lato, compresi i professori e i banchieri che sono al governo adesso, perché anche se loro sono metà professori e metà banchieri, quindi potrebbero essere, come dire, più capaci di leggere un libro del genere rispetto, che ne so, a qualcuno di quelli che stava prima, però di solito insomma non hanno molto tempo e attenzione. Ma adesso non è uno scherzo, bisognerà richiamare l'attenzione su questo tema, cerchiamo di farlo in tante sedi. Tra l'altro, a proposito di spesa di governo, qui si parla prevalentemente di politiche nazionali, però guardate che ormai la gran parte di queste politiche sono regionali, cattive o sbagliate che siano. Quindi anche lì, se adesso dobbiamo vedere, come dice Trivellato, alla fine anche piccoli passi, operazioni progressive, i terreni regionali saranno da esplorare. Molte regioni hanno, per esempio, una maggiore omogeneità di indirizzi di quanto non ci sia stato a livello nazionale. Uno degli ostacoli a tutte queste faccende è sicuramente la litigiosità, il bipolarismo settario che c'è stato nella politica nazionale. Voglio dire, in altre situazioni regionali invece c'è persino troppo, che l'Emilia è consociativa da decenni, la Lombardia quasi, insomma lì per esempio questo ostacolo magari non c'è. Comunque, ecco, detto del merito, e poi magari tu fanno un po' di articoli, se ci fosse invece di tutti quegli vergognosi o assurdi talk show che inquinano la nostra televisione,
qualche programma di approfondimento che c'è, che riguardasse anche questo tema, sarebbe molto importante. Io faccio anzitutto un'osservazione che riguarda un po' gli scalini, perché, come dire, qui il libro affronta, presenta delle tecniche di valutazione molto sofisticate anche, e queste sono necessarie, però, come dire, prima noi abbiamo problemi anche sui quali l'Italia è in difficoltà, è in ritardo. Io per esempio sono colpito, perché sono tanti anni ormai che mi occupo un po' di analisi e un po' anche di politica. Noi abbiamo in molti settori delle capacità di analisi notevoli. Tu hai citato la Commissione Onofri, fatta sugli ammortizzatori sociali e su alcune politiche del lavoro esattamente 14 anni fa, fatta con riferimenti alle buone pratiche internazionali, ritenuta ancora oggi, diciamo, esemplare, e questo tra l'altro lascia intendere, secondo me, che molte dei grandi orientamenti, delle grandi scelte si possono fare con sufficiente approssimazione iniziale, tenendo conto di analisi che esistono, di buone pratiche straniere, perché uno non deve mica inventare l'acqua calda tutte le volte, no? Le buone pratiche europee sono delle linee guida che incorporano, sia pure approssimative, valutazioni di esperienza. Quindi, allora, questo c'è su molti settori, e quello che io vedo, che tutti vediamo, è che poi queste, anche nei settori in cui, ripeto, c'è una condivisione, invece fanno fatica a essere tradotte in leggi, e anche quando sono tradotte in legge a essere implementate. Non siamo ancora all'analisi degli effetti, siamo semplicemente al passaggio tra l'analisi, la legislazione e l'implementazione. Quella degli ammortizzatori sociali che adesso citavo è un esempio più complicato, perché non è chiaro come devono essere organizzati, non c'è consenso su questo, ma io ne cito un altro che è citato anche nel libro, la materia dei servizi all'impiego, su cui la normativa è stata più o meno indicata un po' dall'Europa, un po' dall'Italia da molti anni, e su cui non c'è una guerra ideologica, che è un altro invece degli aspetti che rende difficili questi discorsi in Italia, perché se c'è una guerra ideologica, figuratevi, unita allo scarso spirito empirico da noi, figuratevi se uno si assoggetta facilmente a una valutazione e poi se la segue. Ma in alcune cose, esempio, in queste aree c'è una sufficiente condivisione. Siamo tutti convinti che i servizi dell'impiego che funzionano, che fanno certe cose, anche senza andare in Danimarca, ma guardare, sono utili. Io continuo a trovare invece appunto queste difficoltà e anche scarsa attenzione al grado di implementazione che si registra. Quindi, ripeto, ancora prima di arrivare poi a, magari sugli aspetti invece che sono di valutazione, che richiedono una valutazione più raffinata, invece di arrivare a delle verifiche più sofisticate. Io continuo a trovare i presidenti della provincia, adesso in attesa che le aboliscano, che si lamentano del funzionamento dei servizi all'impiego. Ma dico, ma scusa, sono 15 anni che ce li avete, siamo tutti d'accordo che bisognerebbe potenziarli, perché? E perché tra l'altro ci sono anche scarse informazioni persino, quindi per dire che purtroppo siamo a... E tra l'altro, a proposito di valutazione, a un certo punto il libro di Trivellato dà alcune indicazioni sulla base di alcuni esperimenti di valutazione che sono stati fatti in Italia, non sono così generali, così approfonditi, ma ci sono, e dà alcune indicazioni in cui si dice si è verificato che tipo di impatto avevano le certe misure di politica attiva del lavoro, altre sul sostegno alle liste di mobilità dei lavoratori, e quindi c'era una valutazione, c'era un iniziale apprezzamento, ma evidentemente questo non ha avuto ricaduta sul dibattito pubblico. Quindi, per dire che insomma noi abbiamo a monte queste grandi difficoltà.
Poi se volete addirittura io ogni volta che sento i dibattiti o leggo i giornali mi continuo a essere colpito dal fatto che la guerra dei dati. Noi siamo ancora a livello della guerra dei dati. Giustamente si dice che per fare poi le operazioni di valutazione il minimo è avere delle informazioni micro, comparabili, che comunichino tra di loro. Capirete che viceversa qui spesso abbiamo guerre dei dati, abbiamo poca comunicazione anche tra le fonti ufficiali di informazione. Insomma, INPS e INPDAP, che adesso si devono fondere, non comunicano ancora con i loro linguaggi sui dati che riguardano i pensionamenti, ad esempio. Così non parliamo dei dati riguardanti il fisco, che peraltro cominciano a essere invece, e infatti succedono le ribellioni dei tartassati. Quindi questo solo per dire che insomma abbiamo da recuperare molto. Gli ostacoli che sono detti benissimo, io sottolineo, vedete, avete notato che non è che l'ostacolo principale alla valutazione diffusa è che non ci sono i mezzi, i soldi. Non mi sembra, non è così. È appunto una domanda che è intermittente, oppure che poi frustra i pochi risultati che ci sono perché non dà seguito. Ricordo, anche qui è citata la famosa commissione Carniti, è un esempio nato male, devo dire, ma poi che doveva avere questa ambizione di valutare retrospettivamente, quindi ex post, una serie di politiche del lavoro fatte in un decennio, e poi è stata cestinata al cambio di governo. Ma al di là di questo, aggiungo magari anche per la riflessione di Trivellato due punti specifici che sono propri di un atteggiamento culturale antiempirico, formalistico. Primo, noi abbiamo una tecnica legislativa che è volutamente antivalutativa, cioè rigida. Si escludono quasi sempre le normative sperimentali. In inglese ormai così tutte le leggi sono così, di queste materie un po' complicate. Cioè, facciamo una normativa sulla base di alcune valutazioni più o meno approfondite, la facciamo durare 2 anni, 3 anni a seconda, e poi vediamo. In itinere facciamo dei check e poi la aggiustiamo. Si può fare, anche noi l'abbiamo lo strumento dei decreti legislativi correttivi c'è. Però per lungo tempo non si è fatta, adesso si comincia a farla, però poi non c'è il check successivo. Quindi questo è come dire, indicativo di una barriera alla domanda e all'utilità della valutazione. La seconda cosa ha a che fare con la nostra cultura universitaria, perché si vede dal libro, che uno degli esempi che io ho visto meglio perché l'avevo seguito, questo esame in Germania dell'effetto delle riforme del welfare, tra l'altro quelle di cui ci stiamo occupando anche in Italia, è stata fatta mobilitando centri di ricerca e università, addirittura una cosa incredibile, 50 università, 100 ricercatori, fantastico, ma esistevano già lì, non è che li hanno inventati, li hanno messi a fare questo tipo di operazione insieme per un certo periodo. Certo, questo è fondamentale, perché non è che la valutazione delle politiche del lavoro la può fare il burocrate del Ministero del Lavoro, anche se fosse, come dire, più istruito, però deve mettere insieme questa rete. La cosa che me colpisce delle nostre università, io sono un giurista, io sono andato negli Stati Uniti a fare il mio primo corso post laurea negli anni 60, c'erano già i corsi di Law and Economics che cominciavano a fare queste valutazioni dei costi ex ante delle politiche, della regolazione, che è la cosa più elementare, e poi un pochettino anche la valutazione ex post. Da noi, figuratevi, se voi solo dite ai giuristi italiani che facciano Law and Economics, vi dicono che siete vari epiteti, insomma, tra cui prevalentemente che siete uno che vuole mercificare la nobile arte del diritto. Quindi queste sono veramente cose profonde e poi colpiscono anche prima, no? Perché ad esempio nella formazione è così, perché c'è una idea che la formazione è forma piuttosto che sostanza, e quindi addirittura non solo
è difficile soggettarsi alla valutazione degli effetti, ma addirittura alla certificazione della qualità, che è una roba un po' prima, no? Tu dici, vediamo se i corsi sono stati fatti bene o non sono falsi, oppure sono stati fatti rispetto a degli obiettivi che si immaginano giusti, magari non abbiamo valutato bene, ma sono corrispondenti. Persino la cultura della certificazione è molto difficile da far progredire, e questo starebbe molto anche non solo ai politici, ma soprattutto agli intellettuali. Sempre a proposito di centri di formazione, vedevo i soliti responsabili provinciali e gli raccontavo che in altri paesi la prima cosa che fai con un centro di formazione gli dici: allora, budget è X, ti diamo 2 anni di tempo e vediamo quanta gente di quelli che hai formato viene piazzata sul mercato del lavoro. A seconda della percentuale di risultati che riesci a ottenere, di corrispondenza tra la formazione e l'impiego, noi ti riaggiustiamo il budget. Se tu, addirittura in certi casi in modo molto brutale, se ne piazzi più del 50% te lo aumentiamo, se ne piazzi meno te lo tagliamo, eccetera. E questa è una cosa, come dire, un po' più grossolana di quello che dici tu, ma no, non si fa. Dico solo ancora 2 cose. Evidentemente occorrerebbe, da quello che posso vedere, operare su più fronti, perché c'è la domanda pubblica, naturalmente, molto importante, quindi lì è evidente che sarebbe decisivo il dialogo tra i ricercatori, tra chi ha le informazioni e la dirigenza pubblica, certo, però ecco, io insisto, nazionale e regionale, occorre anche diffondere lo stesso dialogo, lo stesso utilizzo all'interno delle organizzazioni private, perché guardate ad esempio quanta difficoltà si incontra a fare delle operazioni economiche di appalti, di gare. Queste sono, come dire, anche queste richiedono valutazioni di costi-benefici, alternative e impatto, e invece si fanno all'ingrosso o peggio al coperto, quindi vale anche per la società civile. E l'ultima cosa che voglio dire, in attesa appunto che noi diffondiamo la versione short di questo libretto, che Rizzo scriva articoli, che magari Vespa faccia l'oggetto di un porta a porta, sarebbe divertente. Essendo qui che abbiamo qualche appunto professore al governo, proviamo a vedere se, siccome si fanno anche delle piccole cose, se riusciamo a convincere qualche pezzettino di normativa adesso certo c'è molta fretta, però Trivellato suggerisce di introdurre delle clausole valutative in alcuni provvedimenti normativi. Si potrebbe anche provare, magari sul facile. Già per esempio c'è su tutto l'utilizzo dei fondi di coesione, c'è questo esempio di Barca e del suo gruppo, proviamo lì, e lì ce ne sarebbe un gran bisogno, perché è noto che tutto l'utilizzo di questi fondi nel sud è stato tra i peggiori, quindi cominciare lì non è un caso piccolo, un caso grosso, però insomma è già arato. Un caso più, non è facile neanche questo, non c'è niente di facile da noi, questa faccenda degli incentivi. Ogni volta che li contano aumentano, non so, gli incentivi all'occupazione sono 150, gli incentivi alle imprese sono non so quanti. Insomma, lì, siccome è in atto, non è la prima volta, un tentativo di sfrondarli o comunque di concentrare, dato che non abbiamo appunto tante risorse neanche qui, si potrebbe prima di decidere di quali di questi 150 si tengono, o fare una prima valutazione e poi però impegnarsi, se questo governo dura o se non dura, a seguirle. L'ultima cosa che dico, ma che mi è venuta in mente alla fine, l'articolo 18. L'articolo 18, sapete credo cos'è, no? Licenziamenti, la tutela. Ma sono anni che si discute nel mondo se una norma, questo è così, ci sono migliaia di pagine,
non conclusive, ma migliaia, sull'effetto di una maggiore o minore costo dei licenziamenti o controllo dei licenziamenti in ordine sia alla quantità di occupazione sia alla distribuzione tra vincenti e perdenti, tra insider e outsider. Lì, come dire, non occorre rifare da capo. Certo, il mercato del lavoro italiano è diverso da quello degli altri paesi dell'Ocse, ma insomma perché non... Questo è una provocazione. Sarebbe molto interessante. Sei citato nel libro. Se prima di intervenire sull'articolo 18, non so se si intervenisse, prima si leggessero un po' di queste migliaia di pagine, invece di sproloquiare, e poi magari si dicesse, beh, facciamo un tentativo che per 3 anni, lo so, ormai qualcuno aveva già provato a dire, lo togliamo in Emilia, lo mettiamo in Calabria, eccetera, ma forse questo è sbagliato, però facciamo un tentativo, poi vediamo cosa succede fra 3 anni. Grazie. Allora, ringraziamo anche Tiziano Treu. Dunque, è un po' tardi, però di solito si fa sempre così. Prima di dare la parola al presentatore, che si deve dire le sue reazioni a quello che è stato detto, se qualcuno di voi volesse sollevare qualche problema, esprimere qualche opinione, approfittando che qui ci sono persone che vale la pena di sentire anche su questo, io penso che possiamo... nessuno? Il floor non... È un po' tardino. È tardi. Vabbè, allora, Ugo, adesso tu reagisci alle cose che sono state dette. No, rapidissimo perché è molto tardi, anche perché molti degli interventi, molta parte degli interventi ha integrato, oltre che discutere quello che... solo una nota introduttiva, un po' di rammarico, perché il nostro sforzo era di essere divulgativi e mi pare che non siamo riusciti molto, quindi... esatto, ci vuole. Allora, nel merito, il quadro più generale è quello di una politica basata sull'evidenza. In questo la valutazione delle politiche pubbliche è un tassello. Ci sono cose macroscopiche sulle quali non serve lavorare di bulino, insomma, parlano da sole. Ecco. Entro questo quadro, perché è importante? Perché molta parte accanto alle politiche macro, lo spettro delle politiche settoriali è molto ampio. Io ho fatto qualche esempio, ma l'analogo potrebbe andare per buona parte delle politiche sanitarie, insomma, che non ho menzionato. Allora, trovare dei modi per disegnarle in modo sensato, monitorarle bene, valutarne l'efficacia è importante, in particolare in un momento in una fase che sarà strutturale per le economie avanzate, di contrazione delle risorse pubbliche, se non altro per la dinamica demografica che abbiamo di fronte. Quindi non stiamo misurandoci o soltanto con una crisi congiunturale, abbiamo di fronte un processo strutturale, insomma, rispetto al quale dobbiamo attrezzarci. Allora, mi pare che il primo messaggio è che bisogna suonare il piano e non un tasto. C'è la politica, ma c'è la cultura, ma c'è la società, questa chiusura corporativistica, categoriale, è una parola cara a Tiziano, no? Che poi è l'altra faccia, è la faccia del non civismo. Gli anglosassoni come misurano in modo grezzo il civismo facendo sondaggi, facendo questionari? Domandano a una persona: ti fidi del vicino di casa? Bene, l'Italia in queste classifiche è alla fine delle classifiche dei paesi sviluppati, perché fidarsi del vicino vuol dire che non deve essere della tua famiglia, del tuo partito, della tua banda, è il vicino che ti capita, cioè è una società aperta. Allora, c'è tutto questo in mezzo. Io mi fermo solo su 3 punti che riguardano l'offerta, la capacità l'altro l'attenzione dei decisori, e il terzo il caso dell'articolo 18, perché è un esempio utile. L'articolo 18 è incentivi. Il primo,
è vero, quello che ha detto Tiziano Treu è molto importante, è molto importante. Cioè, la tecnica legislativa, ad esempio, ci sono dei modi di fare legislazione su politiche delle quali si è in dubbio se siano disegnate bene, dei quali noi non abbiamo neanche il vocabolario. Molta legislazione anglosassone ha la clausola del tramonto, sunset clause. La legge dura per 2 anni, dopo o dimostri che ha funzionato bene o muore, o ha la clausola della valutazione obbligatoria. Ecco, questo nella nostra legislazione non c'è. E quel che è peggio è che si riesce a introdurlo facendo in modo che non cambi niente. Cioè, questa capacità perché l'analisi di impatto della regolazione credo sia del 99 come legge di Stato, la valutazione di impatto della regolazione deve essere del 2003-2004, sono nella legge e sono grida manzoniane. Non propriamente manzoniane, perché un provvedimento del Consiglio dei Ministri, un'iniziativa di legge del governo, non si capisce perché no, dei deputati, deve avere un'analisi di impatto della regolazione. Allora alle 7 di sera o a 2 di notte finisce la contrattazione sul testo della legge, si telefona al funzionario dell'ufficio dell'analisi di impatto della regolazione e dice: per le 10 di domattina devi darmi un foglio Excel che simuli che abbiamo fatto un impatto di regolazione. Questo è. Per cui, come dire, occorre superare questo atteggiamento antiempirico che poi si traduce nel fatto che larga parte dell'alta burocrazia è fatta di avvocati dello Stato, di consiglieri di Stato, di giuristi della Corte dei Conti. Questo pesa. L'università ha un compito, le strutture di ricerca hanno un compito. La mia impressione è che cominciano a esserci già delle competenze diffuse. L'istituto che ci ospita assieme all'Istituto di ricerca sulla valutazione di politiche pubbliche della Fondazione Kessler di Trento, da 4 anni fa un corso annuale settimanale intensivo, 8 ore al giorno, di valutazione di politiche pubbliche. Quest'anno lo faremo fra 2 settimane, abbiamo 30 partecipanti, 90 domande, delle quali 40 stranieri, quindi abbiamo già formato per 4 anni 3 per 4, 12, 120 persone. Molti di questi sono o ricercatori universitari o sono dipendenti di strutture di ricerca pubbliche, sono mortificati nelle loro strutture. Non c'è possibilità che esprimano una capacità che pure alla base c'è. Quindi bisogna mobilitare questo con dati liberati dalle proprietà private o dalla inaccessibilità. Ripeto, con piccoli passi, perché se guardiamo a modelli stranieri, primo non dobbiamo scoprire l'acqua calda, secondo sono molto distanti. Il Government Accountability Office americano, poi, come dire, il diavolo è nei dettagli e anche l'angelo è nei dettagli. Il presidente di questo è proposto dal Presidente degli Stati Uniti, approvato dal Senato, dura in carica 12 anni, cioè è chiaramente fuori dal ciclo politico. Ha 3.000 dipendenti, 3.000 dipendenti il GAO, di questi il 90% sono economisti quantitativi empirici, il 10% sono giuristi che fanno la Corte dei Conti, ma il rapporto è di 9-1, e non ha l'esclusiva sui dati, fa le analisi e poi se un altro gruppo sociale vuole fare le pulci, accede, cioè occorre competenze e occorre competizione, secondo me. Quindi si può cominciare con piccoli passi ed è importante cominciare. L'esempio invece che riguarda la domanda, ricordava una cosa importante Ignazio Musu. A fine degli anni 90 l'OCSE ha fatto questa indagine comparata sugli apprendimenti a scuola e si è scoperto che gli studenti italiani imparano poco, in particolare che nel sud imparano poco, e ci è cominciati a preoccupare. Ecco, bene, è dal 1970 che l'Italia partecipa a tutte le indagini internazionali sull'achievement scolastico. Ci sono miliardi di dati dal 70 in poi, nessuno li ha mai interrogati, erano chiusi in cassaforte. Siccome questi dati l'OCSE li ha messi nel sito, ciascuno se li scaricava, i ricercatori hanno cominciato a lavorarci su, è cambiata la sensibilità, è nata l'idea delle invalsi, dopodiché si è corso troppo.
Perché gli Stati Uniti, che hanno 30 anni di esperienza sulle spalle, non usano mai il test di apprendimento scolastico del ragazzino per decidere se è bocciato o promosso. Il test serve alla scuola per imparare a migliorarsi, non a giudicare il singolo insegnante e il singolo professore. E da noi si è andati subito alla logica sanzionatoria, no? È un pezzo della prova d'esame di terza media, e adesso sarà di seconda superiore e poi di quinta superiore, è fatto che è una cosa senza senso, anche perché i docenti imparano a insegnare a rispondere ai test, non insegnano più la materia, insegnano come si risponde ai test dell'esame. Quindi questa incapacità di capire che strumenti diversi servono a obiettivi diversi. L'ultimo punto, cominciare su quello che diceva Tiziano Treu, cioè qualcosa su cominciare bene. Io ricordo che tra i 10 colleghi che erano nella commissione che Alberto e io abbiamo coordinato, 2 hanno avuto una folgorante carriera. Uno è Ignazio Visco, che è governatore della Banca d'Italia, e l'altro è Fabrizio Barca, che ecco, quindi speriamo che Barca è molto attento a queste cose, spero che non sia travolto dai suoi molteplici impegni, però ad esempio sugli incentivi alle imprese per stabilizzare i lavoratori c'è un cumulo di ricerche, soprattutto della Banca d'Italia, solidissimo. Questi soldi non servono a niente, perché se io dico, l'impresa ormai lo sa che ci sarà un provvedimento per cui ci sarà un incentivo per stabilizzare i precari, allora non assume uno a tempo indeterminato, assume uno precario e aspetta che arrivi l'incentivo per stabilizzarlo, così cattura i soldi dell'incentivo. Ma se non ci fosse l'incentivo, le imprese stabilizzerebbero grosso modo nella stessa misura, l'effetto è insensibile. Allora, qui è il problema di domanda di decisori che non utilizzano questo. Sull'articolo 18, su un aspetto dell'articolo 18 solo, non su tutto l'articolo 18, ma su un aspetto, siccome c'è questa soglia dei 15 addetti, no? Sotto non si applica, sopra si applica. Allora una predizione ragionevole è un'impresa che arriva a 14, si ferma a 14 e non va a 16, perché le casca addosso l'articolo 18. Bene, ci sono 2 studi, ci sono molti, ma ci sono 2 studi molto solidi, uno di 2 di ricercatori della Banca d'Italia e uno di 2 ricercatori della Fondazione Carlo Alberto, Torrini da una parte, Garibaldi & Co. dall'altra, che documentano che la propensione a non salire è bassissima, c'è un effetto ma trascurabile. L'articolo 18 non incide sulle politiche di dimensionamento e di espansione delle imprese. Quindi è un problema di secondaria importanza per le politiche delle imprese, non so, su altri fronti. Ma questo, allora, non c'è nessun motivo oggi perché sia al cuore del dibattito. Insomma. Quando al cuore del dibattito ci sono i temi che toccavano Ignazio Musu e Tiziano Treu, cioè se vogliamo andare verso un sistema di ammortizzatori sociali che sia ragionevolmente generoso con i disoccupati, bisogna che i disoccupati stiano poco disoccupati. Quindi dobbiamo avere insieme dei servizi che li riqualifichino rapidamente e delle capacità di sanzionare comportamenti opportunistici. Ecco. Il sistema danese è questo e funziona perché? Perché la durata media di un disoccupato è breve, se no non potrebbe garantire il 90% del salario. Teoricamente per 4 anni, ma in realtà dopo 3 mesi la persona è rioccupata, perché la qualifico e perché se rifiuta l'offerta di lavoro gli taglio il sussidio. In Italia, se non affrontiamo il problema dei servizi per l'impiego e della capacità di sanzione, e vanno insieme, perché un dirigente di un centro per l'impiego può sanzionare un comportamento opportunistico se prima ha aiutato questa persona a riqualificarsi, se non gli ha dato niente non ha la legittimità morale, sociale, però ecco. Allora, misurarsi su questo e insomma, su questo, se posso dire rapidamente la mia impressione, dobbiamo dare più servizi e meno trasferimenti monetari, anche perché di manuali. Ma dobbiamo cominciare perlomeno, perché la cosa frustrante è che si fa un passo avanti e poi si torna indietro, perché come c'è stata la commissione Onofri, così per 3 anni, quando c'era un paio di persone capaci al Ministero del Lavoro, è una congiuntura politica e sociale, si è cominciato a fare rapporti di monitoraggio,
date via queste persone, è tornato il deserto come prima. Per questo dico, il messaggio è provare passino passino a costruire qualche cosa e a consolidare questo e a creare su questo consenso e attenzione. E da questo punto di vista, se posso, l'ultima cosa, la stampa potrebbe giocare un ruolo forte. La riforma, le Forme Arts tedesche hanno poggiato su un'attenzione forte e continuativa della stampa, su una capacità delle università e dei centri di ricerca di documentare quel che facevano, ma questo ha aiutato molto e questo credo servirebbe molto. Grazie. Grazie Ugo. Grazie, sopravvissuti. Grazie a tutti e spero che sia stato utile per tutti voi e grazie di essere rimasti fino alla fine. Buonasera.